Poche ore al Consiglio nazionale della Liga Veneta e a quanto pare poche ore di vita nel partito per i dissidenti di Pontida e di Venezia. Sarebbero in arrivo espulsioni e provvedimenti contro chi ha espresso in pubblico il dissenso alla linea politica del segretario Tosi. Come li ha definiti Maroni, 15, 20, 30 pirla quelli che sono, che appunto hanno deliberatamente danneggiato l'immagine della Lega. E quindi è chiaro che in un movimento dove ci sono delle regole, dove tutti dovrebbero lavorare nell'interesse del movimento, nell'interesse del territorio, chi invece lavora per danneggiare l'uno e l'altro, il Consiglio nazionale dovrà valutare questi comportamenti e decidere di conseguenza. Giusti i singoli richiami a chi ha sbagliato, dice il presidente del Veneto Luca Zaia, che sarà presente al Consiglio come uditore senza diritto di voto. Spero, aggiunge, che il Consiglio nazionale non finisca in un bagno di sangue. Noi siamo chiamati a gestire l'unità e non a far bagni di sangue, perché non servono a nulla, e che non si pensi che ogni dissenso ed ogni divergenza la si possa risolvere con un provvedimento disciplinare. Aggiunge benzina sul fuoco invece il segretario padovano del Carroccio. Lo statuto, ricorda Roberto Marcato, va rispettato, se no chi è contro il segretario è meglio che se ne vada. Se uno ha commesso, dei reati gravi, come è previsto dal nostro statuto, è chiaro che si deve assumere la propria responsabilità. Io mi auguro che non ci sia un'ulteriore contrapposizione di forze, perché non fa bene, da una parte credo non faccia bene al movimento. Il rischio di espulsioni è alto soprattutto nel veneziano, dopo gli scudi levati anche fisicamente da alcuni militanti contro il commissario straordinario Muraro, inviato da Tosi a reggere provvisoriamente la segreteria provinciale. Inopportuno spaccare ora il partito, dicono in Laguna. Il dibattito va rinviato a dopo le elezioni amministrative. A fine di maggio, se ci saranno ulteriori provvedimenti e spaccature, non stupiamoci se poi i risultati potrebbero essere negativi, ma allora in quel momento là chi appunto ha delle responsabilità deve assumersele fino in fondo. Bisognerebbe cercare di evitare le polemiche inutili, le piazzate inutili e lavorare tutti per il territorio. Purtroppo c'è chi invece sta lavorando solo per far casino.